Emporio Bianchini, prodotti ed accessori per tutti gli animali. Servizio toilettatura professionale ed ampio settore acquariologia. Vari esperti sono pronti ad aiutarti nella cura di orti e giardini con prodotti di qualità. Emporio Bianchini lo trovi a Mantova sulla statale Goitese al numero 19. Da oggi anche Biancofarma, veterinaria e parafarmacia. Oro Italia vi aspetta a Ostiglia, offrendo la massima valutazione e pagamento in contanti. Oro Italia acquista il vostro oro. Oro Italia, da sempre il posto ideale in cui fare il giusto affare. Siamo all'Hotel del Cane di Curtatone con Davide. Ciao, Ciao, Davide. ciao. Anche oggi presentiamo due cagnolini in cerca di adozione. Noi chiamiamo sempre cagnolini, Esatto. poi ogni tanto No, oddio, abbiamo... in questo caso parliamo di cagnolini. Ok, chi abbiamo oggi? Abbiamo Bianco del comune di Virgilio e Giulio del comune di Nogara. Iniziamo da Bianco, che caratteristiche allora, ha? Bianco è un cagnolino di circa 5 anni, è un cagnolino vivace che è già andato in adozione. Ed è tornato perché si erano create delle gelosie fra i genitori e il bambino che c'era in casa e quindi hanno pensato chiaramente di riportarlo con grande dispiacere e quindi adesso insomma lo stiamo proponendo per vedere di trovargli si è una nuova affezionato soluzione. tantissimo alla nuova famiglia. Esattamente, esattamente. Esce in passeggiata, è un cagnolino molto, molto tranquillo, insomma, ecco, e socievole anche con gli altri animali. A questo punto, vista l'esperienza, lo consiglierei a una famiglia senza bambini. Onde evitare che si Onde creino evitare, queste... esatto, questo tipo di situazioni, insomma. Comunque diciamo, a parte la famiglia senza bambini, è adatto a tutti. Sì, Insomma, sì, c'è sì, cioè un cagnolino che può essere qualsiasi persona. Anche per una persona sola di una certa età. Non ha insomma esigenze No, particolari, non le ha classiche assolutamente esigenze particolari, se non quella chiaramente che esponevo prima, certo. insomma. Ecco, quindi anche lui può essere conosciuto. Ricordiamo quando siete aperti al pubblico. Gli orari di apertura sono il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il giovedì e il sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno. Oggi insieme a lui presentiamo sì, c'è Giulio, anche Giulio, che è un altro cagnolino di taglia media, medio-piccola anzi, del comune di Nogara. È in struttura dal 2009 più o meno, è un cagnolino molto molto mansueto, non va d'accordo però con gli altri cani, quindi in questo caso lo consiglierei insomma chiaramente a qualsiasi tipologia di famiglia, certo. Sia a famiglie giovani che a persone anziane, con figli, senza figli, con l'unica diciamo particolarità che chiaramente non deve essere circondato da altri animali. Certo, quindi anche lui ha comunque come esigenze, può andare tranquillamente anche in un appartamento, non c'è bisogno di una casa magari. No, lui essendo comunque un cagnolino di taglia medio-piccola non dà alcun tipo di problema, essendo comunque un cane assolutamente buono, insomma. Ecco, anche lui può essere conosciuto meglio venendo esatto, qua da voi. Esatto, noi siamo aperti il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il giovedì e il sabato dalle 8 a mezzogiorno. Ecco, che consiglio possiamo dare ai nostri telespettatori che comunque si avvicinano a questo mondo delle adozioni? Quindi visto che voi ne vedete comunque tante... Sì, io direi semplicemente di approcciare le cose con molta calma e tranquillità, perché non sempre quelle che sono le aspirazioni generali che uno possa avere per una razza, per una caratteristica di un animale particolare, poi si sposano bene con la situazione, che ne so, dell'appartamento piuttosto che della presenza di altri animali, quindi considerare tutti gli aspetti prima di procedere a un determinato tipo di adozione. Insomma. E magari uno entra con un'idea e ne esce con un'altra. Esatto, assolutamente sì, proprio perché l'adozione secondo me non è una questione spot e basta, insomma. Ecco. Arrivo, mi piace il cane, esatto, prendo e porto a casa. Un percorso che bisogna seguire in maniera tale da creare anche le condizioni per verificare, seppur con chiaramente non incredibili elementi, perché, certo. ecco, se effettivamente quelle che era l'idea iniziale poi viene confermata alla prova dei fatti, insomma.
Two Eddie cows calling them K9. Hey, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, who let the dogs out? Emporio Bianchini, prodotti ed accessori per tutti gli animali. Servizio toilettatura professionale ed ampio settore acquariologia. Vari esperti sono pronti ad aiutarti nella cura di orti e giardini con prodotti di qualità. Emporio Bianchini lo trovi a Mantova sulla statale Goitese al numero 19. Da oggi anche Biancofarma, veterinaria e parafarmacia. Oro Italia vi aspetta a Ostiglia, offrendo la massima valutazione e pagamento in contanti. Oro Italia acquista il vostro oro. Oro Italia, da sempre il posto ideale in cui fare il giusto affare.